La giornata è una meraviglia. Oggi ci troviamo in Val di Rabbi, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Abbiamo lasciato la macchina in località Cavallar, sopra il piccolo abitato di Piazzola, e la meta di oggi è il rifugio Stella Alpina al Lago Corvo e i laghi Corvo. Adesso siamo pronti, iniziamo il nostro cammino, seguiamo il sentiero numero 108. Siamo giunti a Malga Caldesa Bassa. Per arrivare fin qui abbiamo fatto una piacevole e fresca camminata in un bellissimo bosco di larici. E adesso continuiamo il nostro trekking. Siamo arrivati a quota 2002 all'incirca. Siamo usciti dal bosco e si ha una bella visuale su tutta la Val di Rabbi. Il rifugio già si vede. Ed eccoci arrivati al rifugio Stella Alpina al Lago Corvo. Da qui si ha una bellissima vista sulla Val di Rabbi, si può ammirare anche il gruppo del Brenta e le cime della Val di Peio. Adesso facciamo un po' di relax e poi si riparte. Adesso dal rifugio camminiamo ancora una decina di minuti ed arriviamo al Lago Corvo. Siamo arrivati a questo meraviglioso lago che è il Lago Corvo e adesso da qui saliamo ancora un po' fino ad arrivare a un altro laghetto. Altro spettacolare laghetto alpino e qui la sosta è d'obbligo per gustarci un buon panino. Oggi pane e mortadella! Abbiamo trovato un punto panoramico pazzesco, dal quale si vede per intero il Lago Corvo, il rifugio, un altro piccolo laghetto e delle cascatelle. Adesso però dobbiamo fare il ritorno e ritorniamo al rifugio.
Arrivati al rifugio, adesso ci incamminiamo verso Malga Caldesa Alta. Ed eccoci arrivati a Malga Caldesa Alta. Sguardo veloce al panorama, sempre bello, e adesso prossimo obiettivo è Malga Samocleva. Da Malga Caldesa Alta stiamo camminando su una strada forestale che arriverà fino alla Malga Samocleva. Arrivati alla Malga Samocleva e qui non abbiamo resistito ad assaggiare i prodotti freschi della Malga. Allora, io assaggio la ricotta affumicata e Marco? Formaggio casolè tipico della Val di Sole. Tutto molto buono. Stefano, tu cosa preferisci? Ricotta affumicata. Ho assaggiato anche il casolette, ma preferisco un po' di tocco affumicato. E dopo questo gustoso assaggio di formaggi lasciamo la Malga Samocleva, continuiamo a camminare sulla strada forestale fino al parcheggio. Con la magnifica Val di Rabbia alle nostre spalle siamo arrivati alla conclusione del nostro giro. L'itinerario potrei dire che è adatto a tutti, ma necessita di un po' di allenamento. Il sentiero dell'andata è alquanto ripido, quasi fino al rifugio, e usciti dal bosco davanti a noi ci si ritrova un bellissimo panorama. Arrivati al rifugio Stella Alpina è d'obbligo salire ai laghi, distano veramente poco dal rifugio, perché sono delle vere perle nel Parco Nazionale dello Stelvio. Per il rientro abbiamo deciso di allungare un po' un percorso meno ripido, meno impattante per le ginocchia e più tranquillo. Abbiamo percorso sentieri, strade forestali, si passa attraverso delle malghe molto carine. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!